Il lago Arancio ha una disponibilità per gli usi irrigui in agricoltura del comprensorio saccense che permetterà di irrigare i campi per le prossime settimane, quanto emerso nel corso di un incontro con il commissario del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, Baldo Giaraputo, convocato dall'amministrazione comunale, che si è svolto ieri nella sala giunta del comune di Sciacca. L'incontro è servito a fare il punto sulla situazione idrica, sulla disponibilità di acqua a favore del comparto agricolo, sugli interventi in corso a vari livelli per fronteggiare la crisi, per illustrare aiuti e benefici. I rappresentanti degli agricoltori hanno manifestato preoccupazione ed evidenziato le difficoltà di questa fase acuta di emergenza con produzioni danneggiate dalla siccità, chiedendo garanzie. Il commissario del Consorzio di Bonifica Baldo Giaraputo ha detto anche che dal 15 settembre si attiverà il sistema di utilizzo delle acque reflue del depuratore di Castelvetrano per il comprensorio trapanese e che si farà lo stesso intervento nei prossimi mesi con le acque reflue del depuratore di Sciacca, aumentando così la disponibilità destinata all'irrigazione dei campi. Rispondendo ad una precisa richiesta dei rappresentanti degli agricoltori, il commissario Giaraputo ha anche dato la propria disponibilità alla distribuzione di acqua per usi irrigui anche il sabato fino alle ore 17.